protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora a questo punto possiamo veramente dirlo, si è aggiudicato anche la Pennsylvania, uno degli stati ballerini più decisivi e dove appariva nel racconto della bolla anche sfavorito, quindi Donald Trump è il 47esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Ma in realtà lo capivi già molto prima, lo capivi già prima dell'alba, lo capivi dalle facce affrante del giornalista collettivo nei vari speciali, nelle varie maratone dell'election night, diciamo dal nostro punto di vista, che si tenevano sulle varie TV e sulle varie piattaforme. E fin da subito la faccia del giornalista collettivo si è sformata quando ha visto che non c'era l'onda Kamala perché non era nella realtà politica, sociale, antropologica degli Stati Uniti. E allora qui vorremmo veramente innalzare un peana all'americano medio. Sapete che americano medio nella vulgata è espressione dispregiativa, no? Indica una sorta di sempliciotto che si riempie i cheeseburger e che si ingolfa di TV spazzatura. Invece l'americano medio spesso è quello scoglio a cui è appesa la libertà americana e occidentale. E oggi si merita proprio un peana questo americano medio, perché non ha ascoltato, non ha prestato orecchio alla bolla di cui sopra, alle presunte magnifiche sorti e progressive assicurati dalla Joy della candidata Harris. Ricordate che la Joy è stata la parola d'ordine assolutamente vuota da un punto di vista contenutistico e programmatico, che hanno rilanciato una quantità di star hollywoodiane che non si era mai vista, Jennifer Lopez, Lady Gaga, Julia Roberts che ha detto alle donne votate contro i vostri mariti, e invece questa valanga femminile per Kamala non c'è stata, Ricky Martin, Leonardo DiCaprio, ma sicuramente dimentichiamo qualcuno perché l'intero star system hollywoodiano, con l'eccezione ovviamente del vecchio leone repubblicano Clint Eastwood, che in queste ore sarà felice assai, si era schierato per Kamala e aveva preso piede il racconto miracolistico di una vicepresidente scialba e fallimentare, perché l'unico dossier che ha gestito Kamala, quello sulla gestione dell'immigrazione, soprattutto al confine sud, è stato un fallimento. Ebbene, questa vicepresidente era diventata di colpo colei che poteva aprire una nuova stagione della democrazia americana. Andava votata perché donne, perché di colore, come ha detto in alcuni comizi, ormai senza pudore Barack Obama, cioè dichiarando che andava votata in nome del Vangelo woke, insomma, e strigliando anche la comunità afroamericana che non sembrava così motivata per Kamala. Infatti non era così motivata neanche la comunità afroamericana, che evidentemente ha votato anch'essa in gran parte Donald Trump, perché questo americano medio è rimasto dove vive, dove sta, nella realtà, nella sua realtà economica anzitutto. Vale sempre l'aforisma "It's economy, stupid". Questo americano medio non ne poteva più dell'inflazione galoppante, dei prezzi fuori controllo, di questa moltiplicazione di spesa assistenziale a qualunque presunta minoranza discriminata in base al suddetto Vangelo woke. L'americano medio si ricorda l'ABC del suo paese, che poi è la grande anomalia che in America garantisce il perseguimento della felicità, scolpito nella dichiarazione di indipendenza, e cioè giù le tasse, deregolamentazione, spazio aperto all'iniziativa individuale e sì agli spiriti animali del capitalismo, che sono ancora oggi la miglior ricetta per produrre benessere. Poi l'americano medio, insomma, vede
la propria realtà anche industriale o post-industriale o deindustrializzata a causa dell'abbaglio storico dei democratici a partire dalla presidenza Clinton, cioè lo sdoganamento della concorrenza sleale cinese, la follia per cui si poteva appaltare la fabbrica del mondo alla Cina, con il risultato appunto di aver depauperato intere filiere industriali americane, anzitutto in quella Rust Belt che oggi ha garantito la rielezione di Trump, e quindi è stato in questa realtà l'americano medio e ne ha tratto le conseguenze. Possiamo dire che ne ha tratto le conseguenze anche per tutti noi e noi oggi lo ringraziamo anche per quello, perché Donald Trump è anche la miglior garanzia contemporanea per il mondo libero, per l'equilibrio globale. Lo dimostrano ampiamente i suoi 4 anni del primo mandato. Siamo certi che con Donald Trump che torna a negoziare al tavolo con tutta la potenza militare economica americana, il dossier ucraino, la guerra alle porte dell'Europa, si risolverà. E via spoiler, non si risolverà con una vittoria schiacciante di Putin. Questo va contro tutto quello che Trump ha fatto nei 4 anni, dove anzi ha tenuto Putin nell'angolo. Si risolverà con una negoziazione. Allo stesso tempo ha poco da sorridere l'Iran, perché Trump è sempre stato chiaramente conscio del fatto che il maggior fattore di destabilizzazione in Medio Oriente oggi è l'Iran e starà assolutamente al fianco di Israele e soprattutto e questo è una garanzia che ne dica il racconto anche per l'Europa, anche per l'Italia, Donald Trump avrà come stella polare appunto la risposta alla sfida egemonica cinese che si regge su concorrenza sleale e schiavismo. E quindi viva l'americano medio che oggi ha fatto un favore a tutti noi e oggi noi racconteremo queste elezioni americane con un ampio speciale su Radio Libertà. Grazie a tutti.